Veneto 1 con voi, speciale elezioni europee. Candidati e programmi a confronto. Veneto 1 con voi, ben ritrovati. Iniziamo oggi i nostri speciali dedicati alle elezioni, al voto per le europee di domenica 26 maggio. Candidati e programmi a confronto. E oggi abbiamo in studio David Borrelli, europarlamentare, candidato con la lista Più Europa. Buongiorno Borrelli e ben ritrovato. Buongiorno a voi. Lista Più Europa, ricordiamo capolista Pizzarotti e Emma Bonino, insomma una dei volti e dei nomi più noti di questa lista. Allora, Borrelli, c'è chi in questo momento critica l'Europa, e sono in tanti, chi vuole uscire dall'Europa, chi la sta mettendo in discussione. Lei si presenta con la lista Più Europa, anche questo è quasi un atto di coraggio, no? Avere un nome del genere. Sicuramente è un atto che va sicuramente contro la corrente che sembra esserci, anche se a mio avviso gli italiani sono molto più europeisti di quello che si vuol far credere. Io faccio un piccolo bilancio di quelli che sono stati questi 5 anni al Parlamento europeo e faccio questo bilancio proprio tipo somma algebrica, no? Quindi tirando una riga e facendo la somma di tutto quello che è avvenuto. Il risultato di questa somma algebrica, da quello che io ho potuto vedere durante il mio mandato, è sempre un risultato che dà più Europa e faccio alcuni esempi. Pensiamo per esempio all'immigrazione, il tema migrazione che ha invaso le nostre cronache negli ultimi anni. La risposta e quindi la soluzione a questo tipo di problema non è meno Europa, non è lasciare soli i singoli paesi a gestire un fenomeno di questo tipo, ma è una reazione che vede coinvolti 28 paesi, quindi la distribuzione, gli aiuti, anche lo slogan di aiutarli a casa loro va benissimo, ma sicuramente un paese come l'Italia, se dovesse affrontare una cosa del genere, non ce la farebbe con risorse proprie. Non abbiamo i soldi per fare gli ospedali nel nostro paese, figuriamoci se li abbiamo per farli in Africa. La risposta quindi è 28 paesi uniti che possono accogliere quando c'è da salvare vite umane e nello stesso tempo fare investimenti in Africa come 28 paesi, perché solo così si avranno le risorse per gestire questo problema, che scomparirebbe se gestito come andrebbe gestito a livello europeo. Ecco, lei ha parlato del tema dell'immigrazione, sì, un tema forte, esempio, sì. Ma l'Europa in questi anni probabilmente qualcosa ha sbagliato in tema di immigrazione, nel senso che anche secondo lei l'Italia è stata troppe volte lasciata sola in mezzo al Mediterraneo come avamposto per tutti i disperati che arrivavano in Europa. Assolutamente sì, sotto questo profilo l'Europa è stata assente, anche se io faccio un distinguo. L'Europa è stata assente in alcune sue componenti, non in tutte. Quando c'è stato l'inizio del fenomeno migratorio, la Commissione europea ha immediatamente scritto un testo e mandato al Parlamento e al Consiglio per gestire il problema dal punto di vista europeo, e il Parlamento in un paio di mesi ha licenziato quell'accordo con la Commissione senza grandi modifiche. Il vero problema è sempre stato il Consiglio, cioè quindi gli Stati membri, è a livello di Stati membri che non riescono a raggiungere un accordo, perché Parlamento e Commissione, cioè dove si discute e dove si cerca di trovare l'accordo, le cose funzionano. Faccio un altro esempio giusto per far capire a chi ci ascolta di cosa stiamo parlando, ma il famoso Made in, che è bloccato in Europa da anni, al Parlamento europeo è stato votato, perché al Parlamento si discute, ci si alza le maniche, ci si mette d'accordo, si trova l'accordo, poi quando la questione passa al Consiglio e quindi agli Stati membri, là si blocca tutto. L'80% delle cose utili all'Unione Europea e quindi ai 28 paesi oggi è bloccata non certo al Parlamento ma al Consiglio. Sono gli Stati membri che non riescono a trovare un accordo, è là il vero problema. E quindi il Parlamento secondo lei è comunque un organo che funziona, no? C'è stato qualche suo ex compagno di partito che ha fatto anche un viaggio, no, a Strasburgo per dire ecco, questa è una cosa che dobbiamo cancellare, no, il Parlamento europeo. Il mio compagno di partito non sa di cosa parla, perché quando va davanti al Parlamento europeo e parla di elezione del Parlamento europeo e chiede la cancellazione della sede di Strasburgo, vuol dire che non ha capito come funziona, perché la sede di Strasburgo il Parlamento europeo chiede di cancellarla ogni singolo
lo hanno. Se un parlamentare europeo tolgono la sede di Strasburgo, io le posso garantire che il parlamentare europeo probabilmente si ubriaca dalla gioia, perché per noi andare a Strasburgo è soltanto una rottura di anima e un'enorme spesa. Il vero problema, come sempre, è il Consiglio, perché è in Consiglio che questa cosa non viene deliberata, perché si oppone la Francia. Per cambiare i trattati serve l'unanimità, e quindi in sede di governi è la Francia che si oppone. Quindi se vogliono cancellare Strasburgo hanno poco da venire fuori dalla sede di Strasburgo a chiedere al Parlamento di farlo. Vadano da Conte e dicono a Conte di farlo fare in Consiglio, perché è lì che si cancella la sede di Strasburgo, non al Parlamento. Senta, lei ha iniziato 13 anni fa con i grillini, no? Non esisteva ancora il Movimento 5 Stelle. È diventato anche David Borrelli un caso nazionale, perché è stato il primo grillino ad entrare in un'istituzione, Consiglio Comunale di Treviso. Lei aveva un rapporto diretto con Casaleggio, con Beppe Grillo, era uno di quelli che all'interno del movimento comandava. Più di un anno fa se n'è uscito. Che cosa è successo? Non condividevo più alcune linee politiche. Io mi sono sempre occupato principalmente di piccola e media impresa e comunque del territorio, soprattutto veneto. L'impressione che avevo è che il programma e le dinamiche interne andassero in una direzione che non sentivo più mia, e quindi, senza grandi clamori, come è mio normale uso fare, ho deciso di andarmene per un'altra strada. È stato un divorzio quasi consensuale, nel senso che probabilmente loro non se l'aspettavano, però io ho deciso di andare per la mia strada. Non rinnego il passato, sono contento di aver fatto quello che ho fatto, rispetto assolutamente il Movimento 5 Stelle, mi ha dato tanto, credo di aver dato tanto a loro. Non abbiamo pendenze, abbiamo un ottimo rapporto anche con Casaleggio, con Luigi Di Maio, non ho problemi, li ho sentiti anche in questi mesi, abbiamo rapporti cordiali, rimarranno cordiali, sono cordiali, quindi non rinnego nulla. Però ho fatto un'altra scelta, quindi oggi la mia collocazione politica è più in un mondo liberale, più in un mondo vicino alle piccole e medie imprese, che ha una visione un po' diversa da quella che ho visto hanno preso negli ultimi anni. Tornando a parlare di piccole e medie imprese e del tema economico, l'altro tema forte di questa campagna elettorale, lei ha l'impressione che le regole, soprattutto sul rapporto debito-PIL, queste restrizioni imposte dall'Europa siano eccessive per l'Italia? Sì, lo sono sicuramente. Io credo che l'Europa abbia un sacco di problemi e vanno affrontati. Però, come dicevo prima, la risposta che mi sono sempre dato a tutte queste tematiche, ripeto, è sempre più Europa, cioè c'è da lavorare tanto, ma la risposta non può essere che europea. Pensiamo per esempio alla fiscalità. Noi abbiamo all'interno del mercato unico dei paradisi fiscali. La risposta non è 28 paesi che hanno aliquote diverse, ma è una fiscalità unica europea, e questa cosa qua non la dice David Borrelli, ma voglio dire, il governo attuale ha mandato una lettera ai parlamentari chiedendo questo tipo di azione. Quindi, ripeto, i problemi sono tanti. Le soluzioni ci sono, ma sono quasi sempre soluzioni che vedono un coinvolgimento maggiore dell'Europa. Quindi è come se noi stessimo attraversando un fiume, siamo, non dico neanche a metà del guado, siamo probabilmente a un terzo, abbiamo una scelta: o torniamo indietro e buttiamo all'aria 60 anni di lavoro, o raddoppiamo gli sforzi e superiamo il guado. Questo è da fare, e la questione economica è uguale. Noi dobbiamo sicuramente gestire meglio il rapporto finanziario ed economico dell'Unione Europea, ma lo dobbiamo affrontare come Europa, perché se un paese è in difficoltà l'Europa non lo deve punire, lo deve aiutare. Questa è la realtà, e si può fare. Qual è il Parlamento europeo che lei auspica uscire dalle urne dopo il 26 maggio? No? Si parla dei sovranisti, dei populisti, si parla di questa quasi come fosse un pericolo, ma contemporaneamente c'è la situazione della Francia, c'è la Germania, c'è l'Inghilterra con la Brexit. Che cosa lei auspica e che cosa immagina uscire dal voto del 26 maggio? Ma non è questione di auspicare, è una questione di numeri. Basta sapere come funziona il Parlamento europeo per capirlo. Io credo che al massimo, esagerando, probabilmente queste forze di cui lei parla arriveranno ad avere 250 deputati, se sono tanti. 250 su 751, lei capisce che non è certo la maggioranza, quindi tutto questo spauracchio dal punto di vista del Parlamento non c'è. Quello che io reputo
importante e forse grave è questo. Io penso che quando si diventa parlamentare europeo, o meno, io l'ho presa così nel mio mandato, bisogna avere il coraggio di togliersi la maglietta del club, indossare quella della nazionale e lavorare per il proprio paese. I parlamentari europei sono 73. Se tutti uniti, 73 deputati su 751 non fa il 10% del Parlamento europeo. Si figuri lavorare disuniti cosa può portare in termini di risultati per il nostro paese. Ora, la realtà che io vedo è che il rischio vero è che ci potrebbero essere circa 40 deputati che entreranno nel Parlamento europeo ma verranno relegati in gruppi minori e quindi avranno meno peso dal punto di vista politico. Questo è grave perché rischiamo di andare a combattere una partita, a giocare una partita con metà squadra in panchina. E questo è grave per il paese, al di là dei colori politici, non mi interessa niente, non è quello, su questo sono molto trasversale, perché quando si va al Parlamento si ragiona in termini di Italia, non più di Movimento 5 Stelle, PD, Lega, più Europa. Lì bisogna portare a casa qualcosa per il nostro paese e lo si fa in una maniera sola, stando uniti. Altro tema importante che ha toccato le piccole e medie imprese e i risparmiatori in generale a nord-est, il tema delle banche. Si è parlato molto della Commissione europea che avrebbe in qualche modo preteso dei nuovi parametri e rallentato anche la questione dei rimborsi. Lei che cosa sente di dire? Io ho parlato direttamente con la Vestager perché ho seguito questa questione dal 2016, che la seguo in maniera pesante. Tra l'altro ho anche promosso alla Corte dei diritti dell'uomo un ricorso gratuito per chi ha perso i propri risparmi, quindi insomma conosco bene la situazione. La Vestager è stata molto chiara con me, ha detto: io non ho nessun problema a risarcire le persone che sono state vittime di mis-selling nella questione bancaria, anche perché quando si ha una situazione di mis-selling, quindi di vendita non corretta, si mina la fiducia che il cittadino ha nelle istituzioni, siano queste istituzioni bancarie o istituzioni politiche. Quindi è bene che lo Stato intervenga qualora la banca ovviamente non esista più come ente giuridico e quindi non possa risarcire lei. Devo stare attenta soltanto a non risarcire persone che erano consapevoli del rischio che correvano o che hanno speculato su questo, perché non si possono usare denari pubblici per andare a risarcire figure di questo tipo. La sua proposta era, visto che comunque è già successo, sono già successi casi di questo tipo in Europa, utilizzare uno schema che era già pronto e già usato in altri paesi ma che va parametrizzato nei singoli stati, perché è chiaro che la situazione economica della Bulgaria non è quella dell'Italia e quindi i parametri vanno cambiati. Però ecco, parametrizzare questi parametri nel contesto italiano e poi far partire un rimborso semiautomatico, nel senso che tutti quelli che rientravano in questi parametri la Commissione era disposta a valutare che ci fosse stato un mis-selling automatico e quindi a risarcire in maniera veloce fino all'80%, non al 30%. La Commissione europea non fa scattare gli aiuti di Stato fino all'80% della somma, al di sotto delle soglie dello schema. Per tutti quelli che non rientrano nello schema non è che non hanno diritto al rimborso, basta semplicemente fare un arbitrato consobo o dimostrare che ci sia stato il mis-selling. Quindi dal punto di vista della Commissione io ho trovato grande apertura e non solo grande apertura in termini di parametri, ma soprattutto anche di rimborsi, perché l'80%, ripeto, è una cifra decisamente cospicua. Quindi il problema aiuti di Stato in questo caso non mi pare che sia scattato così forte come è stato descritto. La Vestager come è stata molto chiara. Senta, come è considerata l'Italia in Europa dal suo osservatorio di Strasburgo, di Bruxelles? Italia che comunque ha degli esponenti importanti in ruoli strategici, pensiamo alla Banca Centrale, pensiamo al Parlamento Europeo, ma il paese Italia come è visto? Allora, io non credo che ci sia qualche cosa contro l'Italia, anzi l'Italia è uno dei paesi fondatori, credo che in Europa venga rispettata. Lo dice esattamente quello che ha detto lei, abbiamo degli uomini in posizioni chiave in Europa e quindi il nostro spazio ci viene concesso. Io rovescerei la domanda: quanto l'Italia crede nelle istituzioni europee, quanto ha investito l'Italia nelle istituzioni europee negli ultimi 30 anni, perché
I tedeschi, per esempio, hanno mandato gli uomini migliori in Europa 30 anni fa e gli hanno fatto fare carriera all'interno delle istituzioni, siano queste le commissioni, il Consiglio, il Parlamento, e oggi quegli uomini hanno ruoli chiave, sono quasi tutti, presiedono delle DG, presiedono delle sezioni che poi incidono pesantemente nel lavoro. Noi lì non abbiamo fatto questo tipo di percorso, abbiamo spesso barattato queste posizioni per accontentare qualcuno a fine carriera, un prepensionamento, cose di questo tipo. Sì, il Parlamento europeo è una sorta di parcheggio dorato, insomma. Ecco, quindi politici. è chiaro che quando si utilizzano le istituzioni europee in questo modo e si semina in questo modo, non si può che raccogliere poi quello che si è seminato. Io credo che l'italiano deve cominciare a guardare molto più a Bruxelles che a Roma. L'80% delle leggi che cadono sulla testa dei cittadini arrivano da Bruxelles, non arrivano da Roma, e a Bruxelles passano probabilmente qualche anno prima rispetto a quando arrivano a Roma. Quindi un cittadino informato è un cittadino che guarda a Bruxelles. Gli altri paesi lo fanno benissimo. Se lei apre un giornale tedesco o francese, la pagina europea normalmente sta tra la terza e la quinta posizione. In Italia di Europa non parla nessuno, tranne in questi anni per il caso Brexit e il caso immigrazione. Senta, il tempo a nostra disposizione è terminato, lei ha 20 secondi di tempo, una sorta di appello al voto per la lista Più Europa. Ma io credo che Più Europa sia una risposta nuova a quello che è oggi il panorama politico, si posiziona al centro, è un centro moderato, è un centro di persone che credono nelle istituzioni europee. Nel mio caso io esco da 5 anni di esperienza, quindi nel caso io sia eletto, non dico il giorno 27 maggio, ma probabilmente il 28, posso iniziare a lavorare, perché si tratterebbe solo di tornare al mio ufficio, accendere il computer e sarei operativo dopo 24 ore. Quindi credo che la situazione possa essere questa: un voto moderato, un voto pro Europa e un sostegno a Borrelli, perché Borrelli diventerebbe immediatamente operativo e potrebbe portare qualcosa al nostro territorio, come ho già fatto in questi 5 anni. E grazie a David Borrelli, candidato alle elezioni europee del 26 maggio con la lista Più Europa. Grazie a David Borrelli e in bocca al lupo per questa campagna elettorale che sarà lunga e sarà anche faticosa, mi sa. Il lupo. Grazie. Grazie anche a voi per l'ascolto, restate sintonizzati sui 97.500 di Radio Veneto 1. Veneto 1 con voi, speciale elezioni europee. Candidati e programmi a confronto.